Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, mercoledì 24 aprile. I residenti ci chiedono se si stia aspettando la tragedia per fare qualcosa per gli alberi che sporgono in modo azzardato su Viale Vespucci da un giardino privato. Un problema che sussiste da più anni e che ha richiesto più volte l'intervento dei vigili del fuoco. Sembra che in più occasioni abbiano dovuto segare rami penzolanti e pericolanti sul suolo pubblico, segnalando poi la cosa a chi di dovere, e sembra che sia stato visto a controllare la situazione anche il primo cittadino. In ogni caso i rami sporgono in un intrico senza capo né coda e in quell'intrico incomprensibile si appoggiano rami spezzati e chissà altri in che condizioni. I rami premono sulla recinzione sopra la fermata del bus urbano, dove quotidianamente sostano persone in attesa del mezzo pubblico. Su quel punto ci sono armadi di controllo delle utenze, più di uno, e dalla caduta di un albero potrebbe derivare un danno per la telefonia o per altro in tutto il quartiere. Nonostante la situazione sia apparentemente di un equilibrio precario, ci sono macchine che sostano proprio sotto le chiome. Apparentemente non sembra essere una situazione nella norma, tanto che vedendoci filmare ci hanno sollecitati a scrivere della situazione, in modo che ci sia testimonianza che il rischio non sta passando in fanteria privo di attenzioni. Chi ci ha sollecitato ha voluto ricordare che la scorsa settimana il vento ha fatto cadere un albero sopra due auto a Borgo San Giovanni, rimaste danneggiate, nessun ferito per una coincidenza fortunata, ma danni notevoli. Questi alberi già premono sulla recinzione, sembrano spingerla, rami spezzati sporgono sulla strada, la sicurezza non è scontata e sarebbe forse il caso di controllare la stabilità di queste grandi piante, oltre che lo stato di salute, ed eventualmente costringere la proprietà a intervenire per evitare che chi attende il bus si ritrovi ferito da un ramo caduto. Vieni anche tu all'American Beer Festival, 3 giorni di musica, cibo e birra, 3, 4, 5 maggio a partire dalle ore 18. 3 maggio DJ set Band Positiva, 4 maggio Crazy DJ e Steven Benetto, 5 maggio DJ set e animazione, serata latina, entrata libera, American Followers Food, lungomare Adriatico 76, sottomarina di Chioggia, Venezia. Madrina, in nome di Dio, taglia! Martedì mattina nel cantiere navale di Marghera è stata varata la spettacolare nave da crociera Norwegian Aqua con una stazza loda di 156.300 tonnellate e una lunghezza di circa 322 metri. Questa nuova unità supera le prime due navi della classe prima, anch'esse costruite da Fincantieri, del 10%. La Norwegian Aqua offre un notevole aumento di spazio e una serie di nuove offerte innovative per i passeggeri, rendendo l'esperienza di crociera ancora più straordinaria. I lavori su Norwegian Aqua proseguiranno fino al debutto previsto per aprile 2025, quando la nave prenderà servizio. Si prevede che effettuerà itinerari di 7 giorni nei Caraibi con partenza da Port Canaveral in Florida, offrendo così agli ospiti la possibilità di esplorare alcuni dei luoghi più belli del mondo a bordo di una nave all'avanguardia. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca.
Il sindaco Armelao si è espresso sull'apertura del corso di scienze infermieristiche curato dall'Università di Padova che si terrà a Chioggia, aperto a una cinquantina di iscrizioni. I ringraziamenti da parte del sindaco sono stati per la Regione Veneto, rappresentata dall'assessore Lanzarin, per il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima Edgardo Contato, per l'Università di Padova, oltre che per il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Blasio, che ha messo a disposizione per la tenuta dei corsi alcune aule della sede ASPO in Val d'Ario. Gli studenti del corso faranno il conseguente tirocinio presso il nostro ospedale o dove l'università deciderà. Le iscrizioni per il corso universitario partiranno a breve e i giovani iscritti provenienti dalle aree a noi limitrofe oltre che da Chioggia saranno indirizzati nella nuova sede ora in preparazione. Si tratta di un'importante offerta formativa a livello universitario, ha aggiunto il sindaco, che si va ad aggiungere al corso di biologia marina, sempre dell'Università di Padova. In questo contesto si inserisce l'idea dell'amministrazione comunale di acquisire il convento di Santa Caterina al fine di creare una succursale universitaria. Il settore sanitario ha necessità di personale medico infermieristico e per le città che avranno il riconoscimento di comunità marina una delle richieste è il potenziamento del personale sanitario. Afferma il sindaco che più di un mestiere si tratta di una missione e chi intende intraprenderlo lo deve fare sotto quest'ottica, con lo spirito che deve contraddistinguere le professioni a contatto con chi sta soffrendo. Un plauso anche da parte del consigliere regionale Dolfin per questo successo nato da un lavoro di squadra che ha coinvolto appunto la Regione Veneto, l'ULSS 3 Serenissima, la Scuola di Medicina UniPD, l'Autorità di Sistema Portuale e il Comune di Chioggia. Una nuova scuola per infermieri a Chioggia, afferma, significa agevolare molti giovani che intendono intraprendere questa professione. Un ulteriore tentativo di incentivare questo percorso professionale di cui c'è grande richiesta. Dolfin aggiunge i suoi ringraziamenti a tutti coloro che hanno permesso il realizzarsi di questo percorso, aggiungendo che l'autorità portuale si sta dimostrando sempre più strategica nel territorio clodiense. Le 1001 notte di Elisa, materassi, letti, poltrone relax. Dormire, riposare, rilassarsi, rigenerarsi. A questo serve un materasso ed Elisa ti consiglierà ciò che fa per te, per la tua corporatura e per i tuoi problemi di postura. Da 14 anni le 1001 notte ti augura sogni d'oro. Le 1001 notte in Viale Mediterraneo a Sottomarina, Chioggia. Per il 25 aprile abbiamo già un 70% di camere già vendute. Il tempo? Sì, e se il tempo tiene riusciamo a fare il full 100%, il ponte del 25 aprile. Per la stagione estiva siamo sui numeri dell'anno scorso, forse anche qualcosina in più su alcuni segmenti di mercato, siamo ancora, forse ancora superiori. I 4 Stelle stanno segnando un trend ancora superiore all'anno scorso. Questo ci fa capire che le telefonate che riceviamo sono tanto richieste proiettate alla gastronomia, cioè ci chiedono proprio la festa del pesce azzurro, molto importante non averla persa quest'anno la festa del pesce azzurro, la sagra del pesce, il cichettando ha dato uno sprint alle prenotazioni, sicché tutto questo secondo me Chioggia è un laboratorio di idee e di innovazioni come anche sul fronte promozionale, non facciamo più la promozione solamente legata diciamo alla stagione estiva, all'ombrellone collettino come diceva Giorgio Bellemo, ma diamo una quantità di servizi che ci distinguiamo dalle altre località. Sicché abbiamo una stagione estiva 2024 che secondo il nostro osservatorio di Federalberghi avrà un più 2% dall'anno precedente, che l'anno precedente era un più 10%, sicché viaggiamo sempre a 2 cifre, è una cosa incredibile ma vera. Tutte aperte strutture dal 25 aprile operativi tutti al 100%. Cosa che sensazione hai avuto quando tu mettevi i video della pescheria, i video dei soci di Ascot che facevano gli gnocchi? Era lo stand più visitato della fiera di Stoccarda. Una tua testimonianza sulla gastronomia? Avevamo intanto un televisore gigantesco con tutte le immagini di Chioggia e Sottomarina e ho questa scena proprio impressa di una bambina che è rimasta lì circa mezz'ora con la sua mamma a vedere, avevamo un video di una signora che faceva gli gnocchi praticamente di Sottomarina e faceva, per insegnare c'era la bambina così perché forse neanche capiva cos'era.
Quindi è una gastronomia incredibile la nostra, è sconosciuta purtroppo, e quindi nelle fiere internazionali e soprattutto internazionali veniva vista proprio come un punto di riferimento anche per il turismo, quindi il turismo gastronomico, oltre che la spiaggia, la cultura di insomma, con la Torre di Sant'Andrea, insomma tutte le bellezze che abbiamo già, però la gastronomia numero uno, cioè è quella più richiesta. E non sarebbe il caso di puntare con ulteriori iniziative, visto questa richiesta per la gastronomia, Cichettando, Cosa bolle in pentola, Sagra del pesce, Festa pesce azzurro, integrare con qualcos'altro? Una news che qualche consiglio da parte di qualche socio dell'associazione mi ha suggerito, però prendiamola con le pinze, quella di fare il baccalando. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Buongiorno, 25 aprile siamo presenti, il comune che c'è i vigili. Ma non si fare festa il 25 aprile? Ma no, ma la nostra festa è lavoro. L'ambulante non è abituato a fare festa, è abituato a lavorare. Ma parte dal nostro credo, insomma, noi ci siamo presenti come tutti i giovedì a fornirvi il servizio ai clienti che sono interessati all'acquisto. Anche quelli che vengono. Anche quelli che vengono a passeggiare, ci sono ben accetti, anche a fare due chiacchiere. Bene. Arrivederci, grazie. Grazie a lei. Allora, innanzitutto un piacere vedervi tutti e tre vicine, finalmente, che siete sempre impegnatissime. Allora, so che giovedì prossimo siete in ferie. No. Ah, non siete in ferie? No. E cosa fate? Mercato. Ah, anche giovedì? Sì, sì. Sembrerebbe di sì, comunque sì, confermato. Mercato regolare giovedì 25 e noi ci siamo. Benissimo. E vi aspettiamo. Perfetto. E ci vediamo giovedì. Ok, baci, ciao. Ciao. Signor Ezio, allora giovedì prossimo fa ferie, non verrà mica la Chioggia? No, vengo qui a Chioggia. Ma non fa un po' di riposo? È come fare le ferie venire qua. Ok. A trovare le mie signore, le mie cari clienti, a portare la roba più bella. Poi ma scherziamo, a giovedì ci sarà il mondo, quindi bisogna per forza essere qua. Benissimo. A trovare, grande festa, grande mercato, ragazzi, ricordatevelo. Ci vediamo giovedì. Ciao. Ciao a voi, ciao a tutti, ciao. Valentina. Buongiorno, informiamo i nostri clienti che ci siamo anche il 25 di aprile. Vi aspettiamo numerosi, buona giornata. Ok, giovedì prossimo ci siete? Sì, buongiorno a tutti, giovedì prossimo vi aspettiamo, anche se quindi è una giornata di festa, e vi aspettiamo numerosi e meno male dai che è stato confermato il mercato, dai. Speriamo sia una bella giornata di sole, quindi vi aspettiamo numerosi. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao. Cosa dici di questo tempo meteorologico un po' pazzo, cari amici, qua non si capisce più niente, dai 30 gradi alle minime di ieri eravamo a 6 gradi ieri mattina, qua bisogna vestirsi astratti di cipolla e andare contro il tempo, dobbiamo resistere qui amici. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 24 aprile, è la farmacia Al Redentore in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili dal 20 al 50% di sconto, ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.